Buongiorno e ben trovati da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Miele, il bimbo ragusano conteso da 2 famiglie tornerà dalla madre naturale il 31 gennaio, lo slittamento di un mese per una nuova decisione del Tribunale di Catania. Il delitto in discoteca a Palermo, l'analisi degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza. In un video il maggiore dei fratelli fermati avrebbe una pistola in mano mentre non convince la confessione del minorenne. Entro il 2027 la Sicilia avrà 2 termovalorizzatori e un intero nuovo sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti. È il nuovo piano dell'assessore regionale all'energia Di Mauro. Ultimi acquisti per la cena della vigilia di Natale. I catanesi non rinunciano ai piatti della tradizione nonostante i prezzi alle stelle. Concerti gratuiti per giovani, famiglie e turisti dal 26 al 31 dicembre. Così il Massimo di Palermo con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Vincenzo Bellini di Catania celebrano insieme il Natale. Resiste il fascino senza tempo dei bellissimi presepi viventi in provincia di Trapani. A Custonaci e Calatafimi rivive la suggestiva atmosfera della natività. Calcio, il Catania in campo oggi a Benevento alle 18:30 nell'ultima gara del girone di andata. Pareggio 1-1 ieri sera del Messina al Franco Scoglio contro il Monopoli. Giallorossi al 4º risultato utile consecutivo. Ancora ben trovati, la vicenda del bimbo ragusano che è conteso fra 2 famiglie che tanto ha fatto discutere. Bene, il piccolo tornerà dalla madre naturale il 31 gennaio. È una decisione, quella di questo slittamento di circa un mese del Tribunale di Catania. Ma sentiamo Luca Ciliberti. Slitterà di poco più di un mese il ricongiungimento tra Miele e la madre naturale. Un provvedimento del Tribunale di Catania ha stabilito che il piccolo Vittorio Fortunato, così come lo hanno chiamato in ospedali sanitari che lo hanno soccorso e lo hanno accudito, tornerà a Modica il 31 gennaio dopo aver vissuto i primi 3 anni della propria vita con una famiglia affidataria che se ne è presa cura dopo l'abbandono. Il piccolo era stato dato in affido alla coppia che ne aveva chiesto l'adozione, ma la madre naturale, seppur in maniera tardiva rispetto ai termini di legge, ha chiesto di riaverlo con sé e la Corte d'Appello di Catania, con il provvedimento confermato dalla Cassazione, ha disposto che sarebbe dovuto tornare da lei entro il 28 dicembre. Adesso, per il bene del bambino, si sta cercando di individuare dei percorsi condivisi con psicoterapeuti e psicologi tra le 2 famiglie per rendere meno traumatico il distacco dalla famiglia affidataria che lo ha cresciuto dal 16° giorno di vita fino ad oggi. La vicenda di Miele è alquanto controversa perché attualmente la madre naturale è a giudizio per abbandono di minore. Il padre, che non vive con la donna, invece è già stato condannato in primo grado a 2 anni di reclusione. A Modica il piccolo ha anche un fratellino e una sorellina. Una storia che in questi mesi è diventata inevitabilmente mediatica dopo che i genitori affidatari hanno lanciato una petizione online che ha raggiunto quasi 40.000 firme e nella quale si chiede che il bimbo rimanga nella casa dove è cresciuto e dove ha trovato amore dopo il trauma dell'abbandono. Potrebbe esserci una svolta nell'omicidio di Rosolino Celesia, il famoso delitto di cui abbiamo tanto parlato in discoteca a Palermo, dopo il fermo dei 2 fratelli. La procura vuole capire se il più giovane dei 2 indagati cerchi, con la confessione resa, di coprire l'altro, che poi è l'unico che rischierebbe l'ergastolo. Marco Gullà. Le indagini proseguono e forse stanno per arrivare ad una svolta sull'omicidio di Rosolino Celesia. C'è un video che mostrerebbe il fratello maggiorenne pochi secondi dopo che Celesia era stato ferito a morte fuori dalla discoteca No 3 di via Pasquale Calvi a Palermo e in mano avrebbe avuto una pistola. E c'è la confessione del fratello di 17 anni che ha ammesso di aver sparato almeno 2 volte contro Celesia a pochi centimetri di distanza, pare dopo una rissa scoppiata per futili motivi quando ormai erano le 3 di notte di giovedì. Le indagini sull'omicidio di Lino Celesia, 22 anni, morto all'ospedale civico, hanno qualche punto fermo, ma sono tanti gli aspetti oscuri ancora da chiarire, ci sono ancora tanti interrogativi come la confessione del minorenne che non convince gli inquirenti, sulla responsabilità del minorenne che si è autoaccusato dopo aver inizialmente detto agli inquirenti di aver solo partecipato a una rissa. Si concentrano gli accertamenti della scientifica. Nel delitto di Natale c'è anche un altro interrogativo che sollevato
solleva tanti dubbi. Perché si va a ballare con una pistola? Perché in una serata di divertimento ci si prepara come se si dovesse andare a un duello da Far West? Pistola, cazzottiera, in tutto questo prefetto, questore e sindaco hanno promesso maggiori controlli, ma la sensazione è che non basti. È necessaria un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, ha detto il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Probabilmente il fenomeno della violenza in città è stato sottovalutato e adesso si stanno cercando delle soluzioni repressive per scongiurare nuovi episodi. Carabinieri e polizia hanno arrestato nella provincia di Catania Guglielmo Luisi, l'uomo latitante dal 10 ottobre scorso dopo aver sparato e ucciso per strada Salvatore Roberto Scamacca a Val Guarnera nell'Ennese. La vittima, colpita dagli spari, aveva perso il controllo del mezzo. L'auto era finita contro il furgoncino di un venditore ambulante che ha poi ferito a morte una donna che stava facendo la spesa, Nunzia Arena, deceduta poco dopo in ospedale. Entro il 2027 la Sicilia avrà 2 termovalorizzatori e un nuovo sistema di smaltimento e trattamento dei rifiuti e potrà chiudere le discariche. Ne è convinto l'assessore all'energia, che ha presentato il nuovo piano che ritiene di poter mettere in pratica in 4 anni. Sentiamo Maglio Viola. 2 termovalorizzatori e 26 impianti intermedi, 14 di prima fascia, 12 di seconda fascia, tutto per sostituire le discariche e chiuderle definitivamente. È la sostanza del piano regionale dei rifiuti che si farà entro la fine della legislatura. I 2 termovalorizzatori saranno realizzati, uno a Catania e l'altro nel Palermitano, ma saranno accompagnati da 2 gruppi di impianti intermedi, come detto, 14 TM, ovvero i sostituti degli attuali TMB, che sono 8, che tritano i rifiuti, e poi da 9 a 12 impianti per il trattamento dei rifiuti domestici. Lo conferma l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, secondo il quale questi impianti saranno pronti entro la fine della legislatura e non soltanto il piano, quindi ne vedremo gli effetti entro il 2027. Si arriverà a una rete di impianti capace di soddisfare l'intero fabbisogno regionale di smaltimento, ma anche di abbassare i costi per i cittadini e le aziende e dunque evitare di conferire in discarica o di inviare all'estero o fuori regione. Nel nuovo piano regionale si punterà sulla raccolta differenziata, ma il cuore della strategia resteranno i termovalorizzatori. Ci sarà una rete territoriale di impianti intermedi collegati con le piattaforme prima e con i termovalorizzatori poi, per chiudere il ciclo integrato dei rifiuti. La Regione potrà anche aprire ai privati attraverso bandi con condizioni precise. Gli impianti che producono biogas, ad esempio, godendo di contributi statali, devono essere funzionali anche alla riduzione delle tariffe. Questo assieme alla modernizzazione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Seduti fra il pubblico come spettatori qualsiasi al Costanzo Show. Ecco Matteo Messina Denaro, li vedete, intanto il primo cerchietto proprio segna la presenza di Messina Denaro, e Giuseppe Graviano, capimafia all'epoca latitanti. Siamo nell'inverno del 92, il 13 novembre e il 30 dicembre. La sconcertante scoperta, documentata in 2 foto di 31 anni fa, è stata fatta dagli investigatori ed è pubblicata oggi in 2 immagini del quotidiano La Repubblica. Negli scatti i 2 corleonesi sono al Parioli di Roma durante una registrazione del popolare talk show, mentre i ricercati erano in missione nella capitale per conto di Totò Riina per studiare le mosse e le abitudini proprio di Maurizio Costanzo. Puntualmente il 13 maggio 93 un'autobomba esplose in via Fauro. Costanzo e la moglie Maria De Filippi ne sono usciti miracolosamente illesi. Cambiamo decisamente pagina, manca pochissimo alla cena della vigilia di Natale. A Catania tanti scelgono la pescheria per fare la spesa. Quest'anno prezzi in aumento, dal pesce ai dolci, ma nessuno rinuncia ai piatti della tradizione. È andata per noi Emanuela Corsi. Guarda, baccalà con occhi celesti, biondo! È iniziato il conto alla rovescia per la cena della vigilia e sono molti i catanesi che scelgono la pescheria per fare la spesa. A tavola vincono i piatti tradizionali, a partire dal baccalà. Fritto alla ghiotta poco importa, ma quanto costa quest'anno la tradizione? Aumentato, un bel po', certo, anche l'anguillo. Non si posso comprare, 30 euro il chilo. Prezzi in su anche per i frutti di mare, soprattutto per le vongole. Le vongole a 20 euro sono carissime, carissime. Quest'anno ho visto prezzi, non lo so, qua per fare un Natale in famiglia o un cenone ci vogliono 1.000 euro. Non solo pesce sulla tavola, qualcuno opta per la carne. Stiamo un po' decidendo rollè o degli involtini, si accontenta un po' tutto. Quindi una bella spesa, ma quanto ci costa questo Natale?
non ne parliamo. Tra pesce e carne i rincari che più pesano sono sulla frutta e verdura. In testa ci sono i broccoli e i cavolfiori, immancabili sulle tavole soprattutto come ripieno delle scacciate. I prezzi, guarda, mi parli di prezzi perché sono carissimi, un cavolfiore 8 euro. Rincari anche sui carciofi. Arrostiti 3-5 euro stanno vendendo. E invece così ancora da cucinare? 80, 1 euro, 60. L'uno? Una. Per concludere il pasto non possono mancare frutta secca e i dolci. La materia prima, per esempio, qua vediamo pistacchio, mandorla. Un pochettino di pistacchio, poi la mandorla. Lo zucchero aumenta? Certo, molto. Triplicato, diciamo. Anche se sarà un Natale più caro, la maggior parte dei catanesi però non rinuncia ai piatti della tradizione e agli acquisti in pescheria. Invito tante persone di venire in pescheria perché sta andando a perdere la pescheria. È una buona qualità e si può comprare con pochi soldi anche, volendo. Ricettina veloce per fare la scacciata, broccoli, poi cipolla, olive, broccoli, tuma o formaggio in generale e poi chi più ne ha chi mette pomodoro, chi mette salsiccia. E buon appetito. Cose qui. E buon appetito a tutti e buone feste. Nell'ambito dei controlli per un Natale sereno a Catania non si ferma l'attività appunto di ispezione delle forze di polizia nella zona della Movida. I carabinieri hanno multato per 20.000 euro il titolare di un locale di via Gemmellaro per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e per l'impiego di 4 dipendenti senza contratto. Vicino Viale Africa, sospesa l'attività di una discoteca con 7 lavoratori in nero. Adesso ci fermiamo e torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Vincenzo Bellini di Catania celebrano insieme il Natale con Let's Sing Christmas dal 26 al 31 dicembre, concerti gratis per giovani, famiglie e turisti. Eva Spampinato. Si chiude una stagione piena di successi e di soddisfazioni per il Teatro Massimo Bellini di Catania, che si avvia alla fine dell'anno con un bilancio più che positivo. Crescono le presenze, aumenta la programmazione. Dal nostro punto di vista l'offerta qualitativa e quantitativa è cresciuta tantissimo. Tutti i nostri concerti sinfonici, ma anche la stagione dei recitals, la stagione lirica, i concerti straordinari, ogni appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Stiamo già pensando a un aumento della stagione sinfonica, un altro turno per quanto riguarda la stagione lirica. Si parte il 26 al Politeama di Palermo con la musica gospel americana. Il 27 arrivano le interpreti della formazione corale giovanile del Teatro Massimo di Palermo con un concerto che spazierà tra linguaggi, stili e tradizioni musicali differenti, da Bach a Leonard Cohen, da John Lennon a David Lang. Il 30 dicembre alle 20:30 è la volta del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un ricco programma di musiche classiche. Dalla Carmen di Bizet al Rossini, al Guglielmo Tell, ma ancora i valzer dell'Onieghin, il valzer del Pipistrello, lo Schiaccianoci, la buffa e simpatica sinfonia dell'opera del Don Pasquale. Questo anche per rendere omaggio a un canto lirico che è stato riconosciuto dall'UNESCO proprio da pochissimo, patrimonio immateriale, dell'umanità. Un Natale in musica, insomma, ma soprattutto all'insegna della cultura per tutti. E tornano in provincia di Trapani 2 presepi viventi più famosi, quello di Custonaci e di Calatafimi. In entrambe le rappresentazioni si potrà rivivere l'atmosfera della Natività di Betlemme. Laura Spanò. Dopo 3 anni di stop torna il presepe vivente di Custonaci, giunto alla 39esima edizione. La rappresentazione sarà visitabile dalle 16 nei giorni 25, 26, 27 e 28 dicembre e nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. Come sempre il protagonista, la Grotta Mangiapane, antico insediamento preistorico che dal 1983 ospita la Natività. Circa 300 i figuranti, tutti rigorosamente in costume d'epoca, che rievocano antichi mestieri ridotti al lumicino del tutto scomparsi, patrimonio della cultura siciliana. L'edizione 2023 presenta delle novità. Il percorso, che dal 2006 è patrimonio dei beni immateriali della Sicilia, inizierà infatti nel centro storico di Custonaci, arricchito dai mercatini di Natale. Il Natale nel nostro borgo di Custonaci come momento di promozione territoriale, di valorizzazione dei suoi beni culturali, architettonici, religiosi. Ecco, un momento per dare uno spot di promozione, una vetrina
legata al territorio, ma anche ai prodotti tipici, alle nostre realtà, che sono certamente apprezzate ogni volta che i visitatori e turisti in qualche maniera percorrono il nostro territorio. Torna la natività anche a Calatafimi. Il presepe vivente sarà visitabile il 26, 29 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio. Location della suggestiva rappresentazione vivente della natività, l'antico quartiere di Lificarelli. Qui ad animare la rappresentazione sacra tra vicoli e botteghe artigiane si muoveranno 200 figuranti in costume d'epoca. Il 6 gennaio il presepe culminerà con l'arrivo dei Re Magi. I ristoratori di Siracusa lasciano la loro cucina per un giorno per offrire il pranzo di Natale a chi è in difficoltà. Dal primo al dolce hanno pensato a tutto per dare un sorriso a chi soffre. Francesco Aloi. Natale per tutti, anche per chi è in difficoltà. La mensa del Pantheon a Siracusa ogni giorno è attiva per dare un pasto caldo ai più bisognosi. Oggi però non preparano i parrocchiani, ma gli chef. Qual è il menù di oggi? È un menù semplice, nel senso che è un menù da sport, quindi abbiamo cercato di fare cose che possano essere mangiate durante tutta la giornata. Dall'insalata di polpo alla parmigiana, alla caponata, al pesce spada gratinato, al timballo di anelletti, alla impanata, insomma il panettone, il pane. Dal primo al dolce si pensa a tutto. Chi è solo non può permettersi un piatto caldo, in questi giorni di festa lo avverte ancora di più. Ma gli chef lasciano i ristoranti per venire qui e dare una mano d'aiuto. Offrire una prelibatezza per dare un sorriso a chi soffre è l'obiettivo. Dare a loro quello che di poco c'è dello spirito natalizio, purtroppo nelle loro famiglie un po' disagiate, disastrate, e quindi per noi è un onore fare questo, quindi di smettere dai nostri abiti lavorativi giornalieri e dare a loro la possibilità di sorridere con un pasto che gli riempie il cuore. Noi per voi è il titolo dell'iniziativa, diventata ormai una tradizione, un gesto d'altruismo che vale tantissimo. È l'iniziativa che è scattata a causa del Covid, che poi si è consolidata in questi 3 anni. I ristoratori, anziché chiudersi in se stessi, hanno messo a disposizione le loro professionalità. Nuove luci accrescono la suggestione della Catania notturna, illuminate le facciate di 4 chiese catanesi, San Biagio in piazza Stesicolo, Sant'Agata al Carcere in piazza Santo Carcere, Sant'Arcangelo ai Minoriti in via Etnea e San Placido nell'omonima piazza. A dare il via alle nuove luci sulle facciate dei siti ecclesiastici il sindaco Trantino, che ieri sera ha cliccato in simultanea sugli interruttori delle luci artistiche fuori dalle 4 chiese, un modo per valorizzare lo straordinario patrimonio artistico di una città sempre più meta di turisti, investendo così le risorse della tassa di soggiorno. E adesso ci fermiamo ancora, una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio. Ultima parte del telegiornale con il calcio, oggi ultima giornata di andata del campionato di Serie C, il Catania nel pomeriggio gioca a Benevento, poi avrà inizio il mercato con la dirigenza rossazzurra già al lavoro per ridisegnare l'organico. Marco Carli. Benevento e poi sarà mercato. La linea di demarcazione fra presente e futuro del Catania è arrivata. Lucarelli la immaginava migliore, nel senso che sperava proseguisse l'onda lunga positiva che aveva caratterizzato il suo arrivo. Invece sono arrivate le ultime 2 sconfitte consecutive. Diverso, come sappiamo, il cammino in Coppa con i rossazzurri approdati in semifinale e la prima sfida con Rimini in programma il 24 gennaio con Cicerelli già pronto a rinforzare l'organico ha inevitabilmente un peso sulle scelte di mercato. Gennaio è un mercato particolare nel quale dobbiamo stare attenti intanto a mettere i giocatori giusti e poi soprattutto allenati e che hanno giocato fino a quel momento. Ma prima c'è il Benevento, i campani attraversano il peggior momento della stagione, Lucarelli ha anche in serbo alcune opzioni rappresentate da novità tattiche come la difesa 3, i giocatori però sono contati. Al netto della nostra crescita che ci deve essere e che deve essere costante, ovviamente quello che dobbiamo fare è cercare di
migliorare a livello realizzativo negli ultimi 20 metri. Se si fa questo ovviamente diventa tutto più facile. Abbiamo cercato più che altro di recuperare le forze. Purtroppo ci sono stati altri 2 infortuni, di giocatori che non saranno disponibili per domani, che sono Bocic e Mazzotta. Benevento Catania sarà seguita da Telecolor, diretta dalle ore 18, mezz'ora prima rispetto all'inizio della partita, collegamenti dallo stadio, commenti studio e alla fine le interviste con i protagonisti. Il questore di Catania Bellassai ha emesso un daspo di 5 anni per i 2 ultraetnei arrestati dopo l'assalto del 13 dicembre al bus che trasportava 38 tifosi del Pescara allo Stadio Massimino per i quarti di finale della Coppa Italia. Pareggio 1-1 ieri sera del Messina al Francoscoglio contro il Monopoli, gol nel primo tempo, vantaggio dei padroni di casa con Franco e pareggio di Starita. Giallorossi al quarto risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. 19 punti in 19 giornate, l'ultimo arrivato contro il Monopoli, carico di rammarico per una mancata vittoria che sembrava alla portata del Messina dopo la prima mezz'ora. Giallorossi spuntati per le assenze di Plescia e Mausso e la pochezza tecnica delle alternative in attacco, e toccato al centrocampista Franco sull'assist di Ragusa trasformarsi in uomo gol al 20° minuto di un primo tempo ben giocato dalla squadra di Modica. Sull'unico errore in fase difensiva è maturato nel recupero il pareggio di Starita, chirurgico in diagonale. La rete subita alimenta le insicurezze e nella ripresa si pagano gli effetti, perché a parte il palo di Ortisi i peloritani faticano a trovare spazi. Luciani, Zunno e Cavallo non pervenuti, mai un dribbling o un'incursione, un segnale chiaro in ottica mercato. Al Messina servono un attaccante centrale e almeno un esterno in grado di fare gol. Ai saluti il difensore Michele Ferrara, non convocato e pronto a rescindere per accasarsi con l'Andria in Serie D. Contro il Monopoli si è persa un'occasione per uscire dalla zona play-out, ma forse è meglio non illudersi e rendersi conto dei limiti tecnici di una squadra che ha mascherato i problemi con 8 punti nelle ultime 4 giornate. Il servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con l'informazione questa sera, dopo il consueto spazio invece dedicato alla diretta Stadio per seguire le vicende del Catania di oggi. A tutti una buona giornata.